Carcioni, è il tuo autore preferito? Chi è? No, venga, ma no, eccolo qua. Cicco mio, eccolo qua. Buonasera, dove va? No! Una sedia, venite, aiutatemi, venga. Venga, signor Cicco, venga, venga. Aiutate, Daniele, aiutami. Aiuta che... No, solleva aiuta Sagarina. Non in piedi, il braccio. Io, signor, però, siccome non ho preso per di Sanrico, sono in diversa, sarà una gamba. Chissà se ammalora auguro, signor Sono Cicco. un po' ammalorato. Come va, signor Cicco? Bene, 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 non mi posso... Sto bene? Scusate le spalle del signor Cicco, venga. E io tanto non ti cancarata. Venga qui, si alzi un attimino. Come? Si alzi un attimino, Come? venga che la metto No, bene non qui. fa. No! Venga, signor Cicco, venga. un piano, cazzo, piano. labirintita, là. Venga qui, si accomodi. Così. Comodo. Va bene? È comodo? Ma è stato più comodo, troppo bello, non fa, non Tutto fa. bene, tutto bene, tutto Sì, bene. sì, benissimo, benissimo, grazie. Questo caldo fa questo piacere. questo primo sole, parlo di questo spippieddo, di questo spicciochetto, del primo vestita. So callente che non fai. Vabbè, il caldo, c'è Pamporesi. Pamporesi. Pamporesi che non... C'è Lilli, fendi straordinario su questa disca. Lilli Ghini. Lilli c'è, Salolotta. Salolotta. Brava, brava. Ora sono conosciuto questa signora, una viuda. Una viuda? Da 30 anni. Da 30 anni viuda? Viuda, 30 anni. 30 anni senza uomo? 30 anni senza uomo. Tizia adesso è impiccata, tizia da lì. E assattanata. Sì? Sono andato al museo per mi pigliare su caffè, ma di girare tipo un megicetto. E Lilli? Oh, tocca, Lilli pariata nelle montagne russe. A un certo punto ti fute pigliando a ganamava, dopo lì la potere che su giro non è finito. È così, è così. E poi con questa donna No. Dopo no, signore, te devi fare, questo che non ha fatto in 30 anni, tu devi fare mezz'ora con me. No. Lei ha anche una certa età. Se non mi ha proprio morri come si può vedere. No, tanto è molto di gusto si può vedere. Vero? Mi dopo immaginare. E quindi è rilassata? No, dopo mandata, no. Adesso quindi è solo? No, non si sposo con questa picciocca, una brava picciocca, una bagadia. Una grande bagadia, brava, veramente. Però mi ha chiamato, L'ha saputo, ma dicevano, signor Cicco Pio, però sta cosa non andà male, perché non devi piegare in giro sta gente. Certo, lei è illusa. Sì, l'ho illusa, secondista, infatti dopo una scuola di signora, chi si ammazza lenti meda meda, si da parte in domo, dopo una... Poi d'altronde si scende, che assomma e commenta su cani, a volte che andare su anda. Certo, è usato a fare così. Ma adesso lei come ci sta andando da Maria De Filippi? No, non sto più andando, a comprendere che c'è gente che o da andare effetti si fa bene in televisore. Invece lei voleva... No, ci cai più. E quindi, insomma... sono da 4-5 8, non mi danno donavo e te devi fare. Devi fare su scemo un televisore. Poi questo dove sta travato. Ascolti, da questa posizione ce la può mandare la pubblicità, signor Cicco? Sì, ce la mandi la pubblicità. troppo comodo. E allora, pubblicità a tutti. Chi cambia canale? Chi cambia canale non ci capivo. Arrivederci. A fra poco, un minuto torniamo. Cicco mio!